L'autonomia del Veneto, incontro tra il Premier Conte e il Ministro Stefani che al termine dichiara l'autonomia è ufficialmente incardinata, abbiamo stabilito la roadmap sulle fasi finali. Zaia dichiara si sta scrivendo la storia. Domani alle 11 a Susegana taglio del nastro del nuovo ponte della Priula con il governatore Zaia e il ministro Toninelli, attesa una manifestazione dei risparmiatori delle popolari venete. E sempre a Susegana, siglato nella notte l'accordo tra la dirigenza dell'Electrolux e i sindacati per il futuro produttivo dello stabilimento trevigiano. I 95 comuni della Marca mantengono invariata l'aliquota IRPEF e dove l'aumentano sono introdotte esenzioni. In 7 casi addirittura diminuisce in merito, spiega la CGIL, della contrattazione con il sindacato. Carabinieri a Federobba salvano 3 persone cadute nelle acque del Piave, sono degli eroi, vanno premiati, ci racconta la donna che ha vissuto l'incubo. Paura nel pomeriggio per una fuga di gas nei pressi di una scuola materna di Oderzo. In via precauzionale sono stati evacuati i bambini e il personale scolastico. Seconda prova scritta della maturità, studenti alle prese per la prima volta con la doppia prova, greco e latino al classico e matematica e fisica allo scientifico. I titoli dell'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque, lo avete sentito, in primo piano le importanti novità di queste ultime ore sul fronte autonomia, con decisivi passi in avanti. Ma partiamo dall'annuncio di ieri sera da parte del vice premier Matteo Salvini. L'autonomia arriva in Consiglio dei Ministri perché fa bene all'Italia. Ce lo dice spesso, però l'autonomia arriva al prossimo Consiglio dei Ministri, sono passati molti mesi, quindi c'è un problema di accordo politico. Diciamo che penso che adesso siano tutti più convinti rispetto a qualche tempo fa. Parte da qui la svolta sull'autonomia del Veneto, dichiarazione rilasciata ieri sera che ha rafforzato l'incontro di questa mattina del Ministro per le Autonomie Erika Stefani con il Premier Giuseppe Conte. Poco prima delle 13 il comunicato che sancisce come il tema sia incardinato verso il voto finale tra ministri prima che venga trasmesso alle Camere, sottolineando però che ci sarà un ulteriore passaggio nelle commissioni parlamentari. E questo se da un lato rafforza la serietà del percorso, dall'altro anticipa un ulteriore allungamento dei tempi. Comunque sia, per il governatore dei Veneti è comunque una gran bella notizia. Bella notizia è quella che c'è dal Ministro Stefani a seguito dell'incontro del Presidente del Consiglio Conte. Incardinare il provvedimento in Consiglio dei Ministri significa far uscire poi un testo del famoso accordo, dell'intesa, del contratto che si dovrà firmare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione del Veneto. Ma bisogna tenere la guardia alta, sottolineano molti parlamentari a Roma, perché se ufficialmente tutto procede senza scossoni, in realtà la partita dell'autonomia è all'interno di un continuo scambio all'interno della maggioranza. E non sarebbe un caso se ieri sera la situazione si è sbloccata quando la Lega ha annunciato che avrebbe ritirato l'emendamento sul passaggio delle competenze dei fondi per lo sviluppo dal Ministero per il Sud alle regioni, ovvero dal ministro Pentastellato alla maggioranza dei governatori leghisti. E ancora, sempre stando ai retroscena romani, in questa bilancia tra il dare e avere, l'autonomia si intreccia sul caso Taranto, con la Lega pronta a sostenere il piano Di Maio, sempre più in difficoltà con gli ultimi sviluppi del decreto crescita. Tutti argomenti che tenderebbero ad eliminare i freni alle ruote del treno autonomista, voluto principalmente dai veneti e che ora aspettano solamente la firma. Grande lavoro e soprattutto il fatto che il provvedimento venga firmato e mandato in Parlamento sia un segno di grande rispetto nei confronti dei veneti, in particolar modo di tutti coloro che sono andati a votare il 22 ottobre 2017 per il referendum per l'autonomia del Veneto. Ora c'è da aspettarsi un percorso in discesa per questo cambio epocale dell'Italia? Per i parlamentari che abbiamo interpellato non ancora, ma del resto ci dicono voi siete per lo più di montagna e le scalate, magari irte di difficoltà, non vi spaventano. In vista della prossima discussione in Consiglio dei Ministri dell'autonomia abbiamo raccolto alcune opinioni tra i cittadini per capire come la nostra regione dovrebbe affrontare un'eventuale ulteriore proroga nel processo. Secondo lei, allora Zaia, a questo punto per farsi sentire, per far valere l'opinione di tanti cittadini che hanno votato per l'autonomia, cosa dovrebbe fare? Insistere. Fatica con i 5 Stelle, molta fatica che portiamo a casa l'autonomia, guardi. Penso che sarà un'impresa ardua. Zaia penso che possa fare poco, dovrebbe più che sia Salvini lì parlare chiaro con i 5 Stelle o se no interrompere tutto e basta, è inutile continuare in queste condizioni.
non si raggiunge nessun scopo. No, non c'è altro da fare. La cosa migliore secondo me è quella di assecondare quello che sono adesso le esigenze del governo, perché se mettiamo insieme altra carne sul fuoco credo che poi la cosa possa essere non più governata bene. Battere i pugni sul tavolo. Non lo so, dovrebbe farsi ascoltare di più dal governo, non so neanche io. Che modo? Non lo so, non ho la più pallida idea. È una partita difficile. Esatto, la partita è molto difficile, se nessuno tiene conto anche del referendum che è stato fatto, evidentemente non ci siamo. Non ci siamo perché? Non ci siamo perché il popolo non è ascoltato. Allora se il governo non ascolta neanche quello che il popolo dice, non ci siamo proprio. Il governo deve rispettare la volontà dei cittadini. Deve anche lui attendere a livello nazionale cosa verrà deciso, nel senso che da una parte è giusto che il Veneto abbia autonomia, da un'altra bisogna anche che non ne perda qualche vantaggio il resto delle regioni italiane. E adesso a Susegana che si prepara per la cerimonia di domani organizzata per la riapertura del ponte della Priula, taglio del nastro in grande stile, alla presenza del governatore Luca Zaia, atteso anche il ministro Toninelli. Non ci sono state problematiche di rilievo tranne nel periodo di novembre quando c'è stata l'alluvione, insomma. Se non ci fosse stato il maltempo il ponte della Priula sarebbe già riaperto. Ma comunque a distanza dal maggio 2018 è pur sempre un bel risultato ridarlo ai cittadini in poco più di un anno, completamente ristrutturato e con qualcosa in più, pur mantenendone storicamente inalterata l'architettura, da quando nel 1919 è stato ricostruito dopo le devastazioni della Grande Guerra. Adesso abbiamo un ponte, chiamiamolo della vittoria, un ponte che è della vittoria perché è il simbolo della vittoria della Prima Guerra Mondiale, e anche il simbolo della vittoria rispetto a tante inesattezze. Lungo 430 metri, si regge su 20 arcate sostenute da 21 pile. L'intervento era divenuto improrogabile per l'erosione dell'alveo del fiume proprio alla base delle pile stesse. Un intervento, l'investimento da circa 9,3 milioni di euro, di cui 1,3 per la realizzazione della viabilità alternativa, ovvero il ponte Bailey, tra l'altro spazzato via proprio dall'alluvione del novembre scorso. Un'esperienza che non può non far riflettere guardando le arcate rinnovate, ma contemporaneamente ad un alveo del Piave che ha urgentemente bisogno di pulizia e manutenzione. Una pulizia più efficace dell'alveo penso che rientri in quello che il Genio andrà a fare nei prossimi mesi. Intanto dalle 11 la cerimonia ufficiale di riapertura alla presenza del governatore Zaia con il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli che ha confermato il suo arrivo, a dimostrare quanta attenzione ci sia anche da Roma per una delle opere strategiche della viabilità trevigiana e veneta. Soddisfazione da parte del sindaco Scarpa che ora guarda ad altri nodi della sua viabilità. Chiaramente la Pontebana e l'attraversamento della stessa all'interno di centro paese. Se fosse possibile pensare una viabilità alternativa a valle libererebbe il centro paese del traffico. E sempre a proposito dell'inaugurazione del ponte della Priula, da segnalare l'annuncio della presenza di una folla rappresentanza dei risparmiatori delle banche venete ancora in attesa dei decreti attuativi per i rimborsi annunciati. Si preannuncia quindi un taglio del nastro piuttosto caldo, in particolare per il ministro Toninelli che oltre al ponte e inevitabilmente ai vicini cantieri della Pedemontana, tornando in Veneto dove il sopralluogo aereo in laguna con tutta probabilità si esprimerà anche sul futuro delle grandi navi a Venezia. Adesso la cronaca, pomeriggio di autentica follia, quello di ieri per un cittadino marocchino di 26 anni arrestato poi dai carabinieri di Treviso. Le scorribande nei pressi della stazione di Treviso in piazzale Duca d'Aosta. Qui il giovane scalzo a torso nudo e alterato dall'alcol ha scaraventato a terra uno scooter e poi è salito sul tettuccio di un'auto parcheggiata poco distante, danneggiando anche questa.
Fermato da una radiomobile dei carabinieri, è stato poi lasciato libero. Subito dopo lo straniero ha cercato di scippare una signora all'esterno di un bar e ha poi minacciato il barista che, vedendolo brillo, si era rifiutato di servirgli da bere. Nuovamente bloccato dai carabinieri della stazione di Treviso e portato nuovamente in caserma, appunto con degli aghi, un carabiniere che appunto il magrebino aveva nascosto in tasca. Ora lo straniero è in carcere e il militare dovrà sottoporsi ad analisi per escludere ogni possibile contagio. Nuovo blitz invece dei carabinieri di Castelfranco nel complesso Le Logge. Dopo le segnalazioni dei cittadini che parlavano di un via vai sospetto, i militari hanno deferito in stato di libertà una dominicana di 49 anni accusata di sfruttare 3 sue connazionali di 35, 36 e 43 anni facendole prostituire all'interno di un appartamento posto ora sotto sequestro. La donna intascava quanto guadagnato dalle 3 connazionali. Nell'abitazione sono stati trovati 9 cellulari e un centinaio di euro in contanti provento delle prestazioni sessuali. L'economia, perché a Susegana nella notte è stato siglato un accordo tra la dirigenza e i sindacati per il futuro produttivo dello stabilimento trevigiano. Un investimento da 130 milioni di euro che assicurerà allo stabilimento di Susegana l'assegnazione della futura gamma di frigoriferi in produzione dal 2021. E questo è l'obiettivo raggiunto nella notte tra aziende e sindacati all'interno dell'ipotesi di accordo per lavoro e produzione. Nell'intesa si affrontano i temi dell'organizzazione del lavoro, dei turni, della riqualificazione professionale e del ricambio generazionale. Più in particolare, quando inizieranno le nuove produzioni, la turnistica si articolerà dal lunedì al sabato pomeriggio, prevedendo una riduzione dell'orario di lavoro con 36 ore settimanali lavorate, mantenendo però l'attuale livello salariale, quindi senza tagli agli stipendi. Soddisfazione dai sindacati che sperano di portare fuori dalla crisi tutti gli stabilimenti del gruppo, compresi quelli di Porcia e Solaro, e più in generale di dare un segnale concreto che è possibile rilanciare il settore degli elettrodomestici, in un momento dove la lotta sindacale per altri gruppi e altre regioni, vedi vertenza Whirlpool in Campania, è più che mai aspra. Sentiamo adesso invece i dati del centro studi dello SPI-CGIL Treviso sull'andamento delle addizionali IRPEF nei 95 comuni della Marca. In 5 anni i comuni della Marca trevigiana hanno mantenuto pressoché invariata l'aliquota IRPEF e laddove è stata aumentata, in 6 comuni sono state introdotte le esenzioni fino a 15.000 euro di reddito, esenzioni applicate da più della metà delle amministrazioni comunali. Questo, spiega la CGIL Treviso, è il frutto della contrattazione avviata con i 95 sindaci trevigiani. Dunque, quando i sindacati chiamano, le istituzioni locali rispondono. In 7 comuni addirittura l'aliquota diminuisce, molti quelli poi che hanno adottato su richiesta della CGIL aliquote progressive a seconda dei livelli di reddito e ancora numerose quelle amministrazioni che hanno fissato aliquote al di sotto dello 0,8 quota massima. È quanto emerge dai dati analizzati dal centro studi dello SPI-CGIL. Perché negli ultimi 5 anni la base imponibile di tutti i contribuenti è passata da poco più di 12 miliardi a oltre 13 miliardi. Quindi quel miliardo in più distribuito in tutti i comuni rispetto alle aliquote che hanno deciso i singoli comuni per fare l'addizionale comunale ha comportato che in questi 5 anni nelle casse dei comuni al posto di 66 milioni di euro sono entrati 75 milioni di euro. La classifica stilata dallo SPI-CGIL dei comuni con l'addizionale IRPEF pro capite più elevata vede in testa Treviso città con 250 euro versati in media dai cittadini, a seguire Cordignano con 227 euro e Quinto con 226, nonostante in tutti e 3 l'aliquota sia rimasta invariata. Mentre nella graduatoria dei comuni con l'addizionale IRPEF pro capite più bassa vediamo agli ultimi posti Maser con 78 euro sborsati in media dei cittadini, Roncade con 69 e Vidor con 47 euro. Interessante poi la graduatoria con i valori dei comuni con l'aumento maggiore dell'ammontare dal 2013 al 2017. In testa Treviso, città che ha visto 933.305 euro in più, seguita da Susegana con 648.334 euro in più. Nella classifica invece dei comuni che registrano una diminuzione delle entrate derivanti dall'addizionale, significativo il caso Valdobbiadere con meno 72.918 euro.
Una notizia di cronaca appena giunta in redazione: il maltempo del pomeriggio ha bloccato l'elicottero del SUEM Valdobbiadene chiamato per un motociclista straniero uscito di strada sul Cesene in zona Malga Barbaria. L'eliambulanza, causa la nebbia, ha dovuto attendere che un'ambulanza partita da Montebelluna scendesse dalla cima con il Centauro ferito, per fortuna in modo non grave. Il tutto è ancora in corso. La politica adesso con il pomeriggio particolare vissuto dal sindaco di Treviso Mario Conte e dagli uomini e donne della sua giunta, tutti allo stadio di Monigo per una lezione di sostegno e di mischia, ma soprattutto di mete in cattedra, che in questo caso è stato uno dei campi per la pallavolo, la squadra del Benetton Rugby. Nella foto il momento dell'applicazione della pratica sul tappeto verde. Lo scopo, pare anche raggiunto, era quello di aumentare la coesione tra assessori, ma anche il senso di squadra per affrontare la gestione della città. Domani vi racconteremo meglio questa esperienza all'interno dei nostri telegiornali. E parliamo adesso di due carabinieri eroi di Pederobba che si sono gettati nelle acque del Piave per salvare 3 persone. Sono degli angeli, vanno premiati, dice la donna che ha vissuto l'incubo. Un pomeriggio lungo le rive del Piave per combattere il caldo di questi giorni. Doveva essere l'occasione per trascorrere qualche ora in allegria, tra giochi, riposo e bagni, ma si è trasformato in un incubo. Uno dei ragazzini del gruppo di amici, un 13enne, decide di andare a fare il bagno. In quel momento le acque del fiume sono basse e tranquille, ma all'improvviso il livello si alza, la corrente diventa più violenta e il bambino viene trascinato via. La mamma non ci pensa su 2 volte e si getta in acqua. Nel frattempo il figlio, sospinto dall'acqua, riesce ad uscire e a mettersi in salvo, ma nello stesso momento altre 2 ragazzine, controllando la situazione, cadono in acqua. Sono stati presi anche loro dall'acqua, una si è incastrata con la mano tra i sassi, sono tornata indietro, per fortuna ho visto la mano e l'ho staccata, l'ho lasciata scivolare perché non potevi trascinarla, la potenza dell'acqua era talmente grande. Intanto un anziano di fronte alla scena getta un asciugamano nell'acqua per fare in modo che Marinella vi si aggrappi, ma anche lui cade. Ma è stato, guarda, non so come vivere quel momento, la vedere tante persone che possono morire, è stato veramente un incubo. La situazione è drammatica, ma sul posto arrivano 2 carabinieri. 2 angeli, veramente 2 eroi che non hanno guardato nemmeno, come spiegarmi, non hanno pensato un attimo a loro stessi, si sono buttati in acqua che era sempre più alta a salvare questa bambina e in seguito l'anziano. Non so come hanno fatto a uscire fuori perché veramente scenate da incubo. Vanno premiati questi ragazzi, sono veramente dei eroi. È difficile fare una roba che loro hanno fatto, è difficile, veramente difficile. A quest'ora potevamo essere morti tutti. Marinella vorrebbe incontrare quelli che lei chiama angeli per ringraziarli ancora una volta. Grazie veramente ai carabinieri di Pederobba che ci hanno salvato. Attimi di paura questo pomeriggio a Oderzo a causa di una fuga di gas che ha interessato un contatore presente nelle vicinanze di una scuola materna. L'allarme è scattato poco prima delle 15 quando nell'aria è stato avvertito un forte odore di gas. In via precauzionale il personale dell'istituto, dopo aver dato l'allarme ai vigili del fuoco, ha fatto uscire i bambini all'esterno del plesso. Sul posto, oltre ai pompieri, sono giunti i tecnici che hanno provveduto a riparare il guasto. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Andiamo lungo il Sile nel percorso ciclo pedonale perché da qualche tempo la chiusura di una passerella pericolante crea non pochi problemi ai cittadini che, pensate, in alcuni casi continuano a girare attorno all'isola di Valle Pendola. Ci rassegniamo in tutte le cose. Risposta sconsolata per l'ennesima chiusura lungo il Sile, transenne per il ponte che chiude il percorso sull'isola del Morto, ovvero Villa Pendola, uno dei percorsi più apprezzati dai tanti che ogni giorno vivono questo fiume. Lei viene spesso da queste parti? Non spessissimo, ma
spesso. Ecco, il fatto che di là adesso ci sia la passerella chiusa, il ponte chiuso, cosa ne pensa? Che sarebbe ora di metterlo a posto, insomma. Mi sembra che sia stato fatto appunto per la passeggiata e lasciarlo così è un peccato. Cittadini da diversi anni alle prese con chiusure e riaperture. Purtroppo questo passaggio a fasi alterne è stato aperto e chiuso ormai da diverso tempo, direi almeno 5 anni. Almeno per completare il giro della Villa Pendola ci dovrà essere un cartello, sino la messa in sicurezza del ponte che troviamo dall'altra parte. Un lustro di disagi per i quali, al di là della rassegnazione di pochi, ora inizia a montare la protesta di molti, perché dicono non è possibile fare inaugurazioni mentre pochi metri più in là un altro tratto di Greenway cade a pezzi. Si spengono tanti soldi per le bellezze del Sile e tutto quanto, mettiamo a posto questo ponte una volta per tutte e che la gente che gode queste bellezze venga a passare le sabati e domeniche o il mattino a correre, insomma. Quello che fa più rabbia è l'indifferenza dell'ente parco, responsabile della struttura. Quella dovrebbe essere l'invito, la porta sulle passerelle del Sile, ma purtroppo da una parte è triste vedere come presa e d'altra parte, non essendoci il ponte, la gente gira attorno, almeno avessero messo un cartello con delle indicazioni di poter dare a destra o a sinistra per trovare la via per Jesolo e continuare sulla Greenway. Il 29 giugno Treviso ospiterà il Gay Pride. Una settimana prima un gruppo di cattolici ha deciso di organizzare una processione di preghiera. Ecco, abbiamo deciso assieme di preparare qualcosa anche a Treviso come una processione di riparazione. Gabriella Danieli fa parte del movimento Con Cristo per la Vita, che si ritrova ogni lunedì per pregare contro aborto ed eutanasia, ma l'iniziativa del 23 giugno specifica è nata da me e da una mia amica come semplici cittadine. Abbiamo provato a chiedere il permesso, li abbiamo ricevuti, ci è stato accordato questa cosa e quindi abbiamo cominciato a fare i volantini e a darli in giro. L'appuntamento è per il 23 giugno alle 16:30 davanti alla stazione dei treni di Treviso. Da qui partirà la processione che raggiungerà Piazza dei Signori. Magari con qualche sosta per poter appunto fare canti e preghiere. Davanti al corteo un crocifisso, l'immagine della Madonna e uno striscione con la frase della Genesi: Dio crea l'uomo a sua immagine, maschio e femmina. La data del 23 giugno, spiega la Danieli, non è stata scelta a caso, è il giorno del Corpus Domini. Riteniamo che il corpo di Cristo viene vilipeso nel giorno del 29 giugno che ci sarà il Gay Pride, purtroppo, che è lo stesso giorno della festa del Cuore Immacolato di Maria. Una processione che precede di 3 giorni il Gay Pride a Treviso il 29 giugno. È giusto che la vera Chiesa, che siamo anche noi cattolici, anche noi fedeli, gridi a voce alta quella che è la verità, affinché la gente sappia da che parte sta la verità e da che parte sta il male e da che parte sta il bene. In questo Gay Pride si ostenta un modello deviante alla gente. Non va bene neanche permetterlo. Cioè io le dico sinceramente che mi dispiace, ma chi dà questi permessi non dovrà rispondere davanti a Dio. Intanto sulla processione gli organizzatori del Gay Pride preferiscono al momento non rilasciare dichiarazioni. Seconda prova scritta della maturità, siamo andati a sentire gli studenti del liceo scientifico Leonardo da Vinci e dell'istituto per il turismo Giuseppe Mazzotti. Sentiamo com'è andata. Il problema non era neanche tanto difficili e i quesiti alcuni erano fattibili, altri un po' meno Però secondo me è giusto anche che un liceo scientifico abbia una prova su tutte e due le materie scientifiche, sia matematica e fisica. E adesso si pensa all'orale? Adesso pensiamo all'orale, quindi giù con lo studio. Era una prova difficile? In realtà non così difficile, solo che un po' mi sono fatta prendere dall'ansia e quindi alcune cose non sono riuscita a farle, a completarle. Com'è andata? Pensavo peggio, però alla fine ho fatto tutto il primo problema, 4 quesiti, ho fatto il mio, basta. Adesso pensiamo agli orali. Gli orali senza tesina? Sì, c'è l'alternanza da fare, quella più o meno è la nostra tesina, poi sono le buste che sono una novità e vediamo come va. Più difficile matematica o fisica? Fisica.
come sempre. Com'è andata? Boh dai, pensavo peggio, ma alla fine sceglierne 4 su 8 non è così male, qualcosa si trova. È andata bene, speriamo bene. Basta, era difficile, abbastanza difficile. Cos'è che era difficile? Il problema, soprattutto la parte di fisica, i quesiti di fisica comunque molto complicati secondo me. Poi E adesso a cosa si pensa? all'estate. È stata molto difficile, però comunque dai, è andata. Allora, devo dire, la parte di economia è stata abbastanza difficile, è stato complesso, abbiamo avuto qualche momento di panico. Inglese un po' più agevole, diciamo. Sì, più semplice la parte di inglese, anche se sì, economia non era tanto proprio difficile come pensavamo noi. Cosa vi preoccupa adesso? L'orale? Sì, l'orale, ma diciamo che se sono riuscito ad arrivare al 60 con queste 2 prove sono abbastanza tranquillo, diciamo. Il peggio è passato dalla seconda prova, che tutti la temevano, però anche l'orale non si scherzano. Un'ultima notizia di sport, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan. Giampaolo con un passato in Veneto, proprio a Treviso, dove dal 2002 al 2004 aveva ricoperto il ruolo di allenatore in seconda proprio del Treviso Calcio. Vi ricordo l'appuntamento subito dopo di noi con 20:10, in studio Giampaolo Gobbo della Lega e Simonetta Rubinato del Partito Democratico. Si parlerà con loro di autonomia. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Sole e gran caldo nella giornata di venerdì 21 giugno. L'anticiclone africano infuoca le nostre regioni. Sul Veneto sarà ovunque soleggiato e il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso dappertutto, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi, dove non si escludono anche degli acquazzoni a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 26 e 32 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata risulterà all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, tuttavia con qualche veloce rovescio, specie sui rilievi durante le ore pomeridiane. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime comprese invece tra 26 e 29 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori al mattino e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio però sarà possibile qualche occasionale temporale a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime intorno ai 30 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.